Ecco, se lo faccio vedere io. Direttore Feltri! Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera! Sì. Grazie di tutta l'informazione che ci porta ogni volta. Lei ha qualche consiglio da cui far tesoro? Sparatevi. Scusi? Sparatevi. O se preferite va bene anche la canna del gas, se volete. Abbiamo sbagliato qualcosa? Lo sapevate che Mara Maionchi ha un procedimento penale per circonvenzione di incapace? Cosa? Non cosa, ma chi? Contano i nomi e non i fatti. E il nome è Facchinetti Francesco, milanese, professione esibitore di tatuaggi. Ma che cosa sta dicendo? Che cosa sta dicendo? No, lo dico io, lei lo chiamava il più grande italiano di tutti i tempi. Ovviamente non si riferisce al cervello. E lui, bella di padella, quella bella padellona lì. Quella padellona. Sapete, quella bella padellona Un po' di lì è rispetto. stata amante di DJ Francesco. L'ha spintonato sul lettore di Lenin al grido di facciamo un talent show. Ecco. No, impara e guarda che bel titolo che esce domani. Guarda qua. Mara Maionchi, bella di padella. Ma questo non è corretto. Lo vedi? Lo vedi? Sei una qua. E la Maionchi non ha mai fatto cose simili. Creare il caso, rovistare, sfrugugliare, questo sa da fare. Lo dico. Ascolta, ma posso darti un consiglio per il tuo futuro di intellettuale, bigotta, faziosa e comunista? Prego, me lo dica. Ma vada via!